Su Capitale della Cultura intervengano le consigliere comunali Zicora e Bongiovi della Democrazia Cristiana. Chiederemo al sindaco di prelevare il punto su Capitale della Cultura e di affrontare il tema durante il prossimo Consiglio Comunale. Una commissione con il Parco Archeologico delle dimissioni di Minio. Chiediamo che il sindaco venga a relazionare in aula su come ha speso i 400.000 euro che il parco ha dato al comune dallo sbigliettamento e su perché non siano ancora partiti i lavori per realizzare un bagno pubblico a Piazzale Rosselli, benché il parco abbia la disponibilità economica, di riferire perché l'Infopoint non è ancora partito, di dirci chi curerà le procedure di affidamento dei progetti del dossier, il comune, la fondazione, ma quale personale ha tempo per assumere, o il parco archeologico come stazione appaltante, perché a oggi, affermano le due consiglieri Bongiovi e Zicari, non è stato fatto un solo affidamento dei progetti del dossier. Esiste un sito internet dove trovare informazioni su logistica ed eventi, la comunicazione in generale, perché il parco non fa parte della cabina di regia. Conferma la volontà di bandire un avviso rivolto alle associazioni del territorio per progetti legati alla capitale della cultura, quando si chiedono le consigliere comunali. Crediamo che non ci sia più tempo da perdere e che il sindaco debba venire a spiegare la situazione in aula consiliare.